La mostra vuole effettivamente svelare la città nascosta, che poi è il titolo dell'esposizione stessa, che nasce da una collaborazione con la Soprintendenza e si svolge all'interno del Museo Archeologico di Mantova. Si protrarrà ancora per diversi mesi, quindi vi invitiamo a venire a vederla perché è molto interessante. Presenta sostanzialmente il risultato dei ritrovamenti effettuati nel corso degli scavi degli ultimi anni, principalmente in due aree che sono state selezionate, quella della Casa dei Canonici di Via Rubens e quella di Fiera Catena, quindi l'area sostanzialmente del Gradaro, del Mantova Hub. Uno dei reperti più interessanti, per esempio, sono dei doli provenienti dall'area di Fiera Catena che sono databili addirittura tra il XII e il X secolo a.C., quindi dimostrano l'esistenza di un abitato, comunque di qualche centro abitato all'interno della città di Mantova, molto prima, circa 6 secoli prima dell'insediamento etrusco che noi ben conosciamo. Questo ci potrà sostanzialmente consentire di riscrivere parte della storia della città, ovviamente integrandola con ulteriori ritrovamenti, ulteriori scavi e con l'analisi dei reperti che seguirà a questa mostra. Il museo archeologico non può rimanere una realtà ingessata, deve essere invece la vetrina di tutto quello che avviene a livello di tutela sul territorio, deve poter crescere in spazio nelle sue collezioni. Voi sapete che tutto quello che viene trovato nel sottosuolo è di proprietà statale, ma se è di proprietà statale vuol dire che è di proprietà di tutti e della comunità, quindi ci è sembrato assolutamente doveroso esporre questi materiali e presentarli al pubblico con una mostra che è stata curata da 2 funzionari archeologi, rispettivamente di Palazzo Ducale e della Soprintendenza, che sono Mari Hirose e Leonardo Lamanna, che hanno costruito questa bella presentazione e anche una guida che viene omaggiata al visitatore del museo archeologico. E molti di questi reperti sono passati direttamente dall'area di scavo al laboratorio di restauro e poi qui alla mostra, quindi non sono rimasti nei depositi per anni. Anzi, direi che in qualche modo questa mostra consente di diventare parte degli scavi archeologici stessi, quindi partecipare alle scoperte che vengono effettuate quasi in presa diretta. Le aree, come abbiamo detto, sono 2, la Casa dei Canonici in via Rubens, dove peraltro è stato trovato un interessantissimo contesto di epoca romana, con poi anche una fase di epoca longobarda, tra cui anche un edificio a base ottagona, forse un battistero, con sopra anche delle tombe, con un ricco corredo, con oggetti d'oro meravigliosi, noti già da alcuni anni, ma integrati con ulteriori scavi che ci portano fino all'epoca tardogotica. L'altro scavo, quello di Fiera Catena, invece parte addirittura dal XII o X secolo a.C. con i doli ai quali vi ho accennato e arriva, attraversando tante epoche diverse, fino al 500-600, poiché sono seicentesche, per esempio le pipe trovate lì, alcuni boccali che ci raccontano come all'interno di quell'area ci fosse una taverna nella quale si potesse fumare, giocare a dadi e bere vino. La struttura della mostra, ossia la possibilità di avere una vetrina rispetto all'attività di scavo, permarrà nel tempo, quindi cambieranno forse i reperti, cambieranno i contesti di scavo, cambieranno le spiegazioni. Qui il racconto è molto chiaro e credo che sia molto facilmente fruibile e accattivante per il pubblico, ma certamente rimarrà questo spazio, il secondo piano del museo archeologico, destinato a questa funzione, che poi è quella esattamente connaturata a un museo archeologico come quello di Mantova.